Lettere tante, parole troppe, fatti pochi, quasi zero. La vicenda della pala di Sant'Anna pare diventata un romanzo epistolare, dove tutti parlano con tutti e alla fine i bassanesi rischiano di ritrovarsi con il proverbiale cerino in mano. L'ultimo capitolo porta la firma di Giulio Manieri Elia, direttore delle gallerie dell'Accademia, che ha scritto una lettera al sindaco Elena Pavan. La parte più interessante di questa corrispondenza arriva nel finale ed è proprio da lì che bisogna iniziare a leggere. Non escludo a priori, dice il direttore, che la pala stessa possa tornare a Bassano per un'occasione particolare. Ovvero, i bassanesi non si sognino di vederla tornare. Eventualmente arriverà per una manifestazione e poi via di nuovo a Venezia. Manieri Elia conferma poi la volontà di dedicare una sala delle gallerie a Jacopo Bassano, ponendo alcuni spunti che colleghino l'istituzione veneziana con Bassano stessa. E qui sono in molti a dire che sarebbe bastato lasciare la pala dov'era, assieme alle altre del pittore bassanese, anche perché lo stesso direttore aveva detto che se uno richiede indietro un'opera dopo 56 anni in deposito, sembra una privazione verso chi l'aveva tenuta per 56 anni. si parla poi di un impegno morale nel valorizzare Sant'Anna, che è tornata a farsi ammirare nelle sale del legittimo proprietario. E qui ritorna la domanda che il territorio della Pedemontana, da Asolo, per i cui abitanti è stata dipinta la pala e ai cui abitanti è stata rubata la pala in epoca napoleonica, a Bassano, dai cittadini a noi di Rete Veneta, pone sul piatto dall'inizio di questa faccenda. Di chi è la pala? Le gallerie potranno di sicuro mettere a disposizione del pubblico questo documento per fugare ogni dubbio e chiarire questa situazione. Ma alla nostra domanda nessuno, né il sindaco Elena Pavan che ha gestito la cessione, né le gallerie, ha ancora risposto. Ma di tempo ce n'è, anche se i bassanesi sperano che non debbano passare altri 100 anni per riavere indietro la pala.